Il Presidente del Consiglio Draghi lunedì visiterà la nostra regione in prima linea per l'accoglienza dei profughi ucraini. Il punto nella sede della Protezione Civile, da cui oggi sono partiti i volontari per la Slovacchia. Tragedia della strada a Maniago, un ventenne di Vajont è morto scontrandosi con la moto contro un camion nell'incidente davanti agli occhi del padre che percorreva la stessa strada a poca distanza. Si comincia a far luce sul tragico fatto di sangue di Capodiaco, costato la vita a Enzo Minisini. Il 75enne ha sparato alla donna che era con lui per poi togliersi la vita. Ora la procura indaga sulla provenienza dell'arma. 1.000 euro ai dipendenti che fanno i conti con il caro benzina, le bollette salate, gesto di welfare aziendale della Garbellotto di Sacile, che in più amplierà l'impianto fotovoltaico per puntare sull'energia green. Udinese domani alla prova a Napoli, Cioffi chiede di cancellare l'amarezza per l'ultimo pareggio e pensa alla prestazione. Abbiamo visto che possiamo giocarcela con chiunque vogliamo, tornare a Napoli con punti. Buonasera a tutti voi, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con un annuncio che nel corso della giornata è diventato ufficiale, quello relativo alla visita nella nostra regione del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Sarà in Friuli Venezia Giulia lunedì prossimo. Nel dettaglio vedremo i dettagli appunto della visita. Quello che emerge in particolare è che si farà un punto sull'accoglienza dei profughi ucraini, un'operazione che vede la nostra regione in prima linea e ovviamente la sede nel quale fare questo tipo di ragionamenti sarà quella della Protezione Civile regionale a Palmanova. Tra l'altro da qui oggi sono partiti altri volontari per la Slovacchia, ma di questo parleremo tra poco. Intanto appunto l'annuncio della visita di Draghi lunedì in regione. Lunedì pomeriggio il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Palmanova, visiterà la sede della Protezione Civile assieme al capo Dipartimento Nazionale Fabrizio Curcio. Un'occasione per vedere in prima persona il centro di stoccaggio di farmaci destinati ai cittadini ucraini e per un confronto sulla gestione dell'accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. I dettagli della visita, di cui si è avuta notizia in mattinata, sono ancora in via di definizione. Il Premier dovrebbe arrivare a Palmanova attorno alle 15 per fermarsi un'ora e mezza. La missione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio e dalla Protezione Civile Nazionale. La presenza in Friuli Venezia Giulia della quarta, tra le più alte cariche dello Stato, è legata all'arrivo nel territorio nazionale dei profughi ucraini. Dei 50.000 giunti in Italia, infatti, circa la metà lo ha fatta attraverso i confini della nostra regione. 2.000 sono quelli accolti in questo momento nel nostro territorio. La presenza di Draghi e Curcio sarà un riconoscimento per il lavoro che la Protezione Civile regionale sta svolgendo, coordinando anche le altre, sul fronte dell'emergenza scoppiata dopo il conflitto in Ucraina. Sul tavolo anche le problematiche operative legate all'accoglienza che saranno affrontate con Fedriga, anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, e con Riccardo Riccardi, Vicegovernatore con delega alla Protezione Civile. Si rafforza dunque l'asse Draghi-Fedriga. Ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, il Premier e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno pubblicamente riconosciuto la valenza specifica del rapporto Governo-Regioni nel corso della pandemia. Il rapporto che questo Governo ha avuto con le Regioni, ha sottolineato Draghi, è stato perfetto e di questo vorrei ringraziare non solo la Ministra Gelmini, ma anche il Presidente Fedriga. Una delle missioni più importanti della Protezione Civile regionale, così il Vicepresidente della Regione Riccardi ha definito quella partita stamattina da Palmanova alla volta della Slovacchia. Alle 6 di questa mattina, dopo un breve briefing, è partita da Palmanova la missione della Protezione Civile regionale che dovrà allestire un campo di smistamento per i profughi provenienti dall'Ucraina a Obla, in Slovacchia, ai confini tra i due paesi. La colonna di 20 mezzi è composta dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che realizzeranno un campo con attrezzature e servizi per circa 250 persone. Sicuramente è una missione importante, tra le più importanti che la Protezione Civile ha fatto nella sua storia, per numero di mezzi schierati, per numero di volontari, per la collaborazione col Dipartimento Nazionale e con la Croce Rossa, e tutto questo consentirà l'installazione di questo campo profughi ai confini con la Slovacchia, dove saranno allestiti 250 posti letto, un centro di smistamento per le persone che hanno bisogno anche di un controllo sanitario, le cucine,
Vediamo come questa missione sia anche composta da molti giovani, questa è un'altra cosa estremamente importante. Ci sono diverse competenze professionali che concorrono a questo lavoro e la generosità di queste donne, di questi uomini che hanno risposto alla chiamata subito, tra l'altro in un confine, in un paese dove c'è una guerra, quindi non facile, delicata, lunga. Perché partiranno adesso, arriveranno domani notte e ci saranno giornate di lavoro per montare questo campo. È una delle nostre missioni, 2 sono già partite con i dispositivi medici e i farmaci anche qui per conto del paese, stiamo lavorando sui confini italiani per le persone, in particolare per le donne e i bambini che stanno arrivando. Il nostro sistema sanitario sta rispondendo anche qui con questo hub che abbiamo realizzato alla Fiera di Udine. Sicuramente un lavoro importante che tra l'altro pesa sulle spalle di un sistema di protezione civile e del servizio sanitario regionale che ha 2 anni con una pandemia sulle spalle. Tra Maniago e Fanna, una tragedia della strada che è costata la vita a un ragazzo di soli 20 anni di Vajont. Si è scontrato con un camion, era uscito in moto con il padre. Erano usciti per un giro in moto padre e figlio sulle strade vicino casa a Vajont, ma la gita ha avuto una conclusione tragica. L'uomo alla guida delle 2 ruote non ha più visto dallo specchietto retrovisore il mezzo che lo seguiva. Allarmato è tornato indietro e si è imbattuto nella terribile scoperta. Il figlio era a terra, la sua moto distrutta, travolta da un camion. A perdere la vita è un ragazzo di 20 anni sulla strada provinciale 2 che attraversa il comune di Maniago al confine con quello di Fanna. Immediati i soccorsi con l'arrivo dell'elicottero del 118 e dei sanitari che a lungo hanno provato a rianimare il giovane, ormai in arresto cardiaco. A nulla sono valse le cure, il ragazzo è deceduto. A poca distanza il padre attonito seguiva la scena prima di scoppiare in un pianto dirotto, domandandosi con le mani tra i capelli il perché di quell'uscita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della moto invadendo la corsia e finendo sul camion. L'autista, illeso ma sotto shock, non ha potuto in alcun modo evitarlo. Un bambino di 1 anno è rimasto ustionato a un piede in un'abitazione di San Giovanni al Natisone. È successo nel primo pomeriggio di oggi. Dopo l'allarme lanciato dai genitori sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza e hanno effettuato le prime medicazioni e poi hanno trasportato il bimbo al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Udine, sul posto anche i carabinieri di Palmanova. Il fatto di sangue che è avvenuto mercoledì mattina a Colloredo di Montalbano è un tentativo di omicidio a cui è seguito il suicidio. Sono le prime conclusioni in base agli elementi raccolti nei primi 2 giorni di indagine. Il procuratore di Udine esclude che nella vicenda ci sia l'intervento di terzi. Quello avvenuto a Caporiacco di Colloredo di Monte Albano è un tentativo di omicidio a cui è seguito il suicidio, è quanto risulta dagli elementi raccolti nelle prime 48 ore di serrate indagini. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni. A fare il punto della situazione sul fatto di sangue avvenuto mercoledì mattina in una vigna del comune collinare è stato il procuratore di Udine, Massimo Lia, in una nota ufficiale. Al momento dunque si esclude il coinvolgimento di terze persone. Sulla base delle prime risultanze investigative, questa Procura della Repubblica, si legge nella nota, ha configurato nei confronti di Enzo Minisini, pensionato di 75 anni, le ipotesi di reato di sequestro di persone e tentato omicidio in danno della cittadina etiope rimasta ferita. Allo stato delle investigazioni non emergono elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi nel decesso del Minisini. I 2, che si conoscevano e che si frequentavano, avevano raggiunto la vigna in una zona distante dalle abitazioni in auto. L'incontro, durato diverse ore, è stato consensuale, ma in alcuni momenti la donna sarebbe stata limitata nella sua libertà di movimento, da qui l'ipotesi del sequestro di persona. La 43enne Fairowin Zemikael Gebrisilassé ha raccontato ai primi soccorritori e poi agli inquirenti di essere stata raggiunta da proiettili mentre cercava di fuggire a piedi, che in seguito il 75enne si è sparato. I carabinieri del comando provinciale di Udine stanno procedendo a tutti gli accertamenti e approfondimenti necessari a ricostruire compiutamente la vicenda. Resta ancora da capire da dove provenga l'arma, una pistola calibro 7,65 utilizzata da Minisini. La data dell'autopsia sul corpo dell'uomo non è stata ancora fissata, ma l'esame dovrebbe essere eseguito nei primi giorni della prossima settimana.
Dopo un incidente stradale, un 56enne di San Daniele è finito in stato vegetativo e in tribunale la famiglia chiede un risarcimento milionario. La richiesta di danni è altissima, 2,4 milioni di euro. Al momento, però, il Tribunale di Udine ha stabilito una provvisionale di 40.000 euro. Sarà poi il giudice civile a stabilire la cifra effettiva per risarcire il motociclista finito in stato vegetativo. È la decisione del giudice Nicolò Gianesini, che oggi ha condannato a 1 anno di reclusione, pena sospesa, un uomo di 53 anni di Manzano, accusato di lesioni personali stradali gravissime. Il PM aveva chiesto 1 anno e 6 mesi di reclusione. All'uomo è stata anche sospesa la patente per 1 anno e 6 mesi. Il fatto risale al settembre 2017 ed è avvenuto a Codroipo. Allora il condannato si è messo con un autocarro sulla Pontebana, proprio quando un motociclista stava superando un veicolo a una velocità superiore al limite. I due sono entrati in collisione e, in conseguenza delle lesioni riportate, il Centauro, un 56enne di San Daniele, ora si trova in stato vegetativo ospitato in una struttura specializzata. A chiedere il risarcimento sono stati i familiari, rappresentati dagli avvocati Roberto Mete e Alessio Bozzi Parutto. Il difensore del 53enne, l'avvocato Guglielmo Pelizzo, che nella ringa ha sottolineato l'imprevedibilità della manovra del motociclista, ha annunciato ricorso in appello. Un deposito di fieno in fiamme è successo a Budoia. Circa 200 rotoballe hanno preso fuoco nel pomeriggio di oggi all'azienda agricola del Maschio a Budoia. L'allarme è scattato non appena i proprietari hanno visto alzarsi le fiamme che hanno invaso il capannone che conteneva il fieno. Sul posto sono arrivati con diverse squadre i vigili del fuoco del comando di Pordenone, con il supporto dell'autobotte e l'aiuto dei pompieri americani della base di Aviano, che hanno lavorato per ore per spegnere il fuoco. A intervenire sono stati anche la forestale per evitare danni al vicino bosco e la protezione civile di Budoia con il servizio antincendi. Siamo intervenuti il più presto possibile. Ormai qua c'erano già anche i pompieri e noi abbiamo dato un supporto, una mano, un supporto, no? In modo che tutto il bosco di dietro non prendesse fuoco. No? Allora siamo messi lì e abbiamo contenuto il fuoco. C'erano più, non so, un centinaio di quintali di fieno, il danno è grave, molto grave. Al vaglio dei vigili del fuoco le origini del rogo, anche perché il capannone, dove erano stoccate le rotoballe, non ha energia elettrica. Secondo i titolari dell'azienda, i danni ammontano a circa 10.000 euro. E c'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi anche nella zona di Rio Jesola, in località Ovasta di Ovaro, poco fuori dal paese, sempre per lo spegnimento di un incendio, dopo che l'allarme era scattato alle 12, quando un cittadino, dopo aver notato le fiamme, ha chiamato il 118 che ha immediatamente attivato l'elicottero dei pompieri. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato molto probabilmente anche a causa della siccità che in questi ultimi mesi sta colpendo le Alpi Carniche. L'incendio è stato spento dopo numerosi getti d'acqua prelevata dai piccoli laghetti a fianco dell'hotel Aplis Luincis di Ovaro. Riciclaggio, usura e ricettazione con matrice mafiosa, sequestrati 900.000 euro nell'ambito dell'operazione Adelphi, che ha rivelato l'esistenza di una strutturata organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale in tutta Italia. Questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e di Vibo Valentia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Catanzaro, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 900.000 euro nei confronti di 3 indagati per riciclaggio, usura e ricettazione, aggravati appunto dalla matrice mafiosa. Alcune persone si occupavano di far fruttare il denaro derivante dalla vendita della droga proveniente dal Sud America, acquisendo il controllo di attività economiche e attraverso l'usura. Uno degli indagati riciclava il denaro sporco con versamenti su conti correnti bancari e postali intestati a imprenditori usurati, applicando un tasso di interesse fino al 174%. Nel giorno istituito dal Parlamento in memoria delle vittime del Covid sono 11 i morti in Friuli Venezia Giulia, un dato che non si vedeva da quasi un mese. Tra questi c'è anche una donna di 65 anni di Cormons morta in ospedale. Sono 4.860 le vittime della pandemia nella nostra regione da febbraio 2020, quarto giorno consecutivo con più di 1.000 contagi, nello specifico 1.045
5 nelle ultime 24 ore a fronte di più di 10.000 tamponi tra molecolari e rapidi. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 128 in altri reparti e la data del 18 marzo 2020 rimane impressa nella memoria degli italiani con un'immagine su tutte, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime di un virus allora ancora sconosciuto che racchiudeva il dramma dell'intera pandemia. Alla memoria delle vittime, ha detto oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, ci inchiniamo perché nel dolore dei loro familiari si riconosce l'intera comunità nazionale. Lo smarrimento dinanzi a una minaccia così insidiosa, ha detto ancora Mattarella, nella giornata nazionale a memoria delle vittime del Covid, ha lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace che ci ha consentito di affrontare una sfida senza precedenti. In questa giornata simbolica abbiamo l'occasione per ricordare i tanti che non ci sono più e insieme l'apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva. A tutti loro va la nostra gratitudine. E infine Mattarella ha detto lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che gli italiani hanno dimostrato nella stragrande maggioranza, costituiscono un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si trova ad affrontare. Migliaia di cittadini udinesi sono alle prese con cartelle esattoriali legate a multe prese nel 2018 per violazioni della ZTL ed scambio di frecciatine tra esponenti della giunta Fontanini e quelli della precedente giunta Onsel. Maxi cartelle esattoriali per violazione della zona a traffico limitato, a Udine rimbalzo di responsabilità tra attuale e precedente amministrazione comunale. La ZTL della giunta Onsel è stata praticamente un tiro al bersaglio contro i cittadini. Gli assessori del comune di Udine alla sicurezza, Alessandro Ciani, e alle finanze, Francesca Laudicina, intervengono così sulla vicenda delle cartelle esattoriali che stanno arrivando a migliaia di cittadini udinesi per multe prese nel 2018, cartelle che hanno superato anche i 30.000 euro. Uno tsunami, dicono Ciani e Laudicina, che propongono provocatoriamente di istituire uno sportello per gli ex assessori della sinistra udinese affinché diano indicazioni ai cittadini e agli imprenditori in difficoltà per le cartelle esattoriali ricevute. La giunta Onsel, concludono gli esponenti dell'amministrazione Fontanini, ha lasciato il segno per questa città: multe a raffica per i cittadini, porte spalancate per gli immigrati, acqua gratis a fiumi per i nomadi. Mi pare che abbiano totalmente ignorato la questione per 4 anni, limitandosi a seguire le orme della giunta precedente sulle pedonalizzazioni, replica Alessandro Venanzi, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Fossi in loro, prosegue, non sbandiererei tanto la questione delle perdite alla rete idrica, al campo Rom, visto che le segnalazioni che arrivano al CAFC su tubature rotte e perdite occulte sono all'ordine del giorno. Mi sembra, aggiunge Venanzi, che stiano scaldando i motori per le prossime amministrative, ma gli insulti verso le opposizioni serviranno a poco, visto il fallimento su tutti i fronti di questa amministrazione, dal servizio mense fino alla gestione del porta a porta con la NET. D'altra parte, conclude l'esponente del PD, stanno facendo la cosa che sanno fare meglio, scaricare la colpa sugli altri. E a livello regionale il PD punta il dito contro la riforma sanitaria. Vediamo perché. Si aspettavano un piano straordinario e non una gestione ordinaria dopo la pandemia che ha fatto emergere tutte le difficoltà del sistema. I consiglieri regionali del PD, Maria Grazia Santoro, Nicola Conficoni e Roberto Cosolini, che hanno indetto una conferenza stampa per commentare le linee di gestione della sanità regionale per il 2022, approvate in via definitiva dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia. Si continua ad andare avanti promettendo muri, realizzazioni, milioni di milioni, ma che cosa ci metteremo dentro questi muri e soprattutto nel frattempo che cosa facciamo per i nostri cittadini? C'è un problema importantissimo di liste d'attesa, c'è un problema importantissimo di sovraffollamento di pronto soccorso che sono stati anche depotenziati, c'è un problema importantissimo di prestazioni che non vengono erogate nei tempi previsti. Certo, usciamo dalla pandemia, avremmo atteso un piano straordinario per recuperare i tempi perduti. Per quanto riguarda la sanità territoriale, ha detto ancora Santoro, le linee di gestione percependo il PNRR individuano le case e gli ospedali di comunità senza alcun confronto con i territori. La nostra preoccupazione, conclude, è che questi muri restino vuoti senza sufficiente personale medico e sanitario per garantire i servizi che queste strutture dovrebbero dare ai cittadini.
E nel PD di Azzano Decimo è bufera perché il vice sindaco e l'assessore del Presidente del Consiglio hanno riconsegnato la tessera e sono pronti a confluire nella civica che alle prossime amministrative potrebbe sostenere alla carica di sindaco l'ex assessore regionale Panontin. Bufera all'interno del Partito Democratico di Azzano Decimo. Quando mancano pochi mesi alle prossime elezioni amministrative, la vice sindaco Lorella Stefanuto, l'assessore Mauro Bortolin e la presidente del Consiglio Alice Dalla Torre hanno riconsegnato la tessera. Il motivo? La mancata nomina a quanto pare di Stefanuto a candidata a sindaco per la coalizione di centrosinistra. Al suo posto il giovane assessore Enrico Guin, espressione di Azzano Sì, e del sindaco in carica Marco Putto. La scelta della candidatura di Guin dei primi di gennaio si è rivelata a nostro giudizio una scelta sbagliata per ragioni di inadeguatezza complessiva della candidatura, ma anche chiaramente per le ragioni e le motivazioni e le modalità con cui è maturata, che ha lasciato, come dire, strascichi che non sono sanabili a questo punto. I fuoriusciti del PD confluiranno in vista delle prossime elezioni in una civica che potrebbe avere nell'ex sindaco e assessore regionale Paolo Panontin la sua guida. Nell'eventualità dovrebbe appoggiare Panontin, adesso lo vedremo nei prossimi giorni, ma la volontà è quella di costruire una lista civica che dia l'opportunità di mettere insieme persone che hanno esperienza, che hanno maturità, che hanno capacità amministrativa e che vogliano offrire ai cittadini e al territorio di Azzano Decimo un'alternativa davvero solida. 1.000 euro a dipendente per aiutare le famiglie che sono alle prese con i rincari dell'energia e del carburante, il gesto di welfare della Garbellotto di Sacile. 1.000 euro a dipendente, questa è la cifra messa a disposizione dalla Garbellotto, azienda che produce botti e barrique dal 1775 e che un anno fa si è spostata dal Veneto al Friuli inaugurando il nuovo stabilimento a Sacile, denominato Intelligenza Artigianale. La somma servirà a titolo di welfare per affrontare il caro bollette e benzina che sta mettendo in crisi le famiglie. Il bonus, fa sapere l'azienda, verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale. Ma non è tutto. La famiglia Garbellotto, da sempre vicina ai suoi dipendenti, un'ottantina, concederà come ogni anno una borsa di studio in onore del commendatore Pietro Garbellotto a 2 studenti meritevoli correlati all'azienda. Il bonus erogato ai dipendenti va di pari passo con i progetti di sostenibilità dell'azienda, che ha in progetto l'indipendenza energetica attraverso l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico già esistente. Per quanto riguarda in particolare agenti e rappresentanti di commercio, l'aumento di benzina e gasolio incide per una cifra tra i 4 e i 5.000 euro l'anno. L'impegno del governo per interventi che riducano il prezzo è apprezzabile ma non sufficiente, commenta Massimiliano Pratesi, presidente di FNARC Udine, la federazione di categoria aderente a Confcommercio. È in atto una speculazione ingiustificata, dice ancora Pratesi, occorre un'autorità europea immediatamente operativa per calmierare i costi e intervenire sulle anomalie dei mercati delle materie prime. Tra l'altro, aggiunge, il tetto di deducibilità del costo dell'auto è bloccato da tempo ormai immemore, non ci consente di acquistare auto green, e Pratesi ricorda infine che per coloro che sono in contabilità forfettaria si tratta di un costo non deducibile. È stato approvato oggi dalla Giunta regionale il calendario scolastico 2022-2023 con le scuole dell'infanzia statali e paritarie che inizieranno le lezioni lunedì 12 settembre e le chiuderanno venerdì 30 giugno 2023. Le primarie, le secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado statali e paritarie vedranno le lezioni iniziare appunto il 12 settembre e terminare sabato 10 giugno 2023 per un totale di giorni dedicati alla didattica per le scuole dell'infanzia 223, mentre per le primarie e secondarie di 206. In occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, lunedì prossimo l'Aula Magna del Copernico di Udine ospiterà un evento di approfondimento e riflessione sul tema della mafia, iniziativa organizzata con la collaborazione dell'Associazione Libera e vedrà l'intervento del prefetto di Udine Marchesiello, del presidente dell'Osservatorio regionale antimafia Penta e del generale di brigata in quiescenza Roberto Zuliani. Testimonianza diretta sarà offerta da Silvia Stener, nipote dell'agente di scorta Walter Reddi Cosina, deceduto nella strage di via D'Amelio il 19 luglio del 92.
A 10 anni dall'approvazione della legge regionale per la tutela delle donne affette da endometriosi, l'associazione Endometriosi ha organizzato un convegno sulla patologia che colpisce ben una donna su 10. L'endometriosi è una malattia cronica invalidante che colpisce almeno il 10% delle donne. In Friuli Venezia Giulia si segnalano 26.000 casi sui 3 milioni stimati in Italia. Se ne è parlato a Udine in un convegno organizzato dall'Associazione Endometriosi, al quale è intervenuto tra gli altri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il quale ha sottolineato che c'è ancora un ritardo nella diagnosi della patologia e ha evidenziato la necessità di investire in termini di ricerca, cura e prevenzione. Per la presidente dell'Associazione Endometriosi vanno rivisti i livelli essenziali d'assistenza e i metodi della stadiazione della malattia. Non è solo un mal di pancia, signori, con l'endometriosi anche in alcuni casi si sposta e va in altri organi, non diventa poi solo un mal di pancia ma diventa un male di tutto, perché l'endometriosi purtroppo si sposta anche in altri tessuti che sono ureteri, che sono vescica, intestino, le ovaie, però anche i nervi, i muscoli e quant'altro, quindi polmoni, attenzione anche se raramente. Dolore donna, dolore parto, no, non è così, ci sono dolori e trattamenti e quindi oggi nel 2022 questo concetto è assolutamente superato, ma ancora le evidenze scientifiche non sono complete. Lo sforzo è proprio rivolto al tentativo di migliorare il trattamento e il riconoscimento precoce. Arrivare tardi in medicina vuol dire fallire sempre. E andiamo nelle valli del Natisone, dove è stato inaugurato il cammino delle 44 chiesette votive. Un percorso di 167 km suddiviso in 10 tappe tra strade e sentieri delle valli del Natisone per scoprirne il patrimonio artistico, culturale e religioso. Il cammino delle 44 chiesette votive, tracciato e segnalato dalla Prolocone di Schedoline di San Pietro al Natisone, è il nuovo itinerario turistico inserito nel novero dei cammini ufficiali del Friuli Venezia Giulia. Un cammino che nasce da una straordinaria idea che abbiamo avuto come Proloco più di 10 anni fa, di mettere insieme, di unire attraverso un cammino queste 44 chiesette, che è un patrimonio architettonico unico nel panorama non solo delle valli del Natisone ma dell'intero Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto un riferimento bibliografico a due grandi autori, che è Tarcisio Venuti e Giuseppe Marchetti, che hanno censite queste 44 chiesette votive. Sono del XII-XV secolo. Sono costruite sulle alture, sui punti panoramici delle valli del Natisone, erano delle vere e proprie sentinelle. Fare questo cammino vuol dire inserirsi in questo territorio di confine e di unione tra due grandi culture, la cultura slava e la cultura latina. Dopo 2 anni di stop forzato per la pandemia ritorna a Villa Manin con 2 fine settimana Sapori Pro Loco. Ritorna Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia nel prato della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo. Ritorna dopo 2 anni di stop forzato dalla pandemia per la sua 19ª edizione, nei 2 fine settimana, il 14-15 maggio e dal 20 al 22 maggio. Confermato il format di successo che vedrà una rappresentanza di circa 20 Pro Loco del Friuli Venezia Giulia proporre, ognuna nel proprio stand, i migliori piatti tipici del territorio regionale. Per i visitatori sarà presente la fornita enoteca con i vini regionali e la birroteca con le birre artigianali. Il Comitato regionale sta ultimando i dettagli di un ricco calendario collaterale composto da eventi per tutte le età, dalle animazioni per bambini agli spettacoli musicali per gli adulti. Lo spazio incontri quest'anno sarà disposto sotto la barchessa della villa. Il programma ufficiale verrà svelato a inizio maggio. Domani alle 15 l'Udinese affronterà il Napoli in trasferta e vuole tornare con punti in tasca. Cioffi che dice ormai abbiamo visto che possiamo giocarcela contro chiunque. Lo sentiamo tra poco a Sport FVG. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.